problema è che devi avere lo status di profugo. Per avere lo status di profugo ovviamente ci sono determinate regole. Altro invece è i clandestini. Perché siamo arrivate alle tendopoli in Veneto? Che la colpa in questo caso è del Veneto. Se ti prendi un impegno, lo porti avanti. Sta dicendo la sanità non va bene, il lavoro non va bene, siamo i primi in tutto, siamo i primi in tutto. Che se noi siamo dove siamo è perché ci sono i veneti di cui essere profondamente orgogliosi e fieri. Io sono fiera di essere una veneta. Veneti che si sono sempre rimboccati le maniche anche di fronte all'incapacità della politica, di tutta la politica. Lo sto dicendo. Abbiamo una regione che ha un trend in giù. Bagnati ma fortunati. Si è dimessa finalmente un politico che si è dimesso da una carica e quindi secondo me questo ti fa onore. Prima il Veneto, prima i Veneti sono passati da 130 a 200 e passa mila disoccupati. E allora cos'è che ha fatto prima i Veneti? Ha fatto prima i disoccupati allora. Bisogno di dare una discontinuità netta rispetto a quello che noi abbiamo avuto fino adesso. Collegandosi al discorso dell'ambiente, se non sia il caso finalmente di porre un freno a tutti anche questi spianamenti. Se vedi invece che ci sono zone che è impossibile e in quelle zone io potrei rilanciare l'agricoltura, io devo avere il coraggio di buttare giù. Io metterò a disposizione dei veneti, dei cittadini, tutte le spese che noi faremo, dalla fatturina più piccola della cancelleria alla fattura più grande di consulenza. Io sono convinto che lei vinca e sono lei felicissima. Prevede il tema dell'autonomia, tant'è che ho una lista anche di autonomisti su scuola, lavoro, infrastrutture, turismo. Io posso avere l'autonomia di decidere per conto mio e decentrare alcune responsabilità. Perfetto. Mamma mia, questi attentati. Grazie, te catti ben te godito. E va bene, tutto a posto. Non stai a esaurirti, va avanti dritta. Va avanti dritta. Ho una storia, potrei scrivere un libro, cioè l'esperienza che io sto vivendo. Io ho conosciuto 25.000 veneti, ma non ho visto 25.000 veneti, li ho guardati negli occhi, li ho stretto le mani. Ho conosciuto 70 imprese, piccole, medie e grandi, ho conosciuto cooperative sociali, ambulanti, mercati, cioè il bagaglio che io mi sto caricando sulle spalle è straordinario, però mi consente, se sarò governatore, di conoscere molto bene il Veneto.